Sport di una famiglia di genitori. È la cosa più importante. La costruzione di un gruppo è la prima cosa alla quale deve venire un allenatore. Un gruppo che sia affidabile, che sia composto da giocatori altruisti, motivati, è la cosa più difficile. La cosa più difficile e si deve lavorare molto. L'allenatore ha un'idea di gioco, perché io ho la mia idea, quest'idea la devo trasmettere, ai giocatori e devo fare in modo che questa trasmissione sia la più chiara e la più semplice possibile. È un'idea di gioco, non è un'idea di giocata, l'idea di gioco, cioè un gruppo di giocatori deve cercare di applicare, e più i giocatori sono coinvolti, convinti che quella è l'idea giusta, è più facile, diciamo, questa trasmissione. E quindi io, diciamo, parlo sempre di un'idea di gioco fatta da un gruppo di giocatori, non da un giocatore. Tante volte questo non è sempre, perché solitamente il grande talento è molto egoista. E quindi, però, se trovi il grande talento altruista, lì si fa la differenza, perché se trovi Messi, però Messi ce n'è uno, o se trovi Kakà, altruista, vince le Coppe dei Campioni. Grazie.